Notizie calde dal mercato del Napoli. Prima di proseguire, lasciate il vostro like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità. Dopo il sorprendente rifiuto di Danilo di trasferirsi al Napoli, il club di Aurelio De Laurentiis sta intensificando la ricerca di un nuovo difensore centrale. Antonio Conte ha chiarito che vuole solo rinforzi di qualità ed esperienza per mantenere alto il livello della squadra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli ha già un nuovo obiettivo, Ardian Ismaili, capitano dell'Empoli. Il 28enne centrale albanese è visto come un solido piano B, in grado di portare l'esperienza necessaria al campionato italiano. Sebbene sia riluttante a perdere il proprio capitano a gennaio, l'Empoli considera la vendita una buona opportunità, soprattutto perché il contratto di Ismaili scade a giugno. Il che significa che potrebbe andarsene gratuitamente se non si concretizzasse un trasferimento adesso. Il Napoli avrebbe già offerto 3 milioni di euro per il giocatore, cifra che l'Empoli sarebbe disposto a valutare per monetizzare la partenza del difensore. Questo approccio segue la linea del successo del Napoli in precedenti acquisti da Empoli, come il caso di Giovanni Di Lorenzo, che è diventato uno dei pilastri della squadra partenopea. La decisione finale è ora nelle mani di Antonio Conte. Ismaili sarà il nuovo centravanti del Napoli. I prossimi giorni promettono ulteriori sviluppi e intense trattative. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e condividete le vostre opinioni su questo possibile acquisto nei commenti.